Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano. Ragazzi, Chelsea e Leeds allo Stamford Bridge ai quarto di finale di FA Cup per continuare il sogno, anche se sarà veramente, veramente, veramente dura, ragazzi. Noi ci proviamo, attacchiamo. Mourinho, belle parole per il comandone, detto che può essere il nuovo super allenatore della storia del calcio. Speriamo, intanto mi godo questo quarto di finale e quello che succede succede, insomma, ragazzi, chiaramente sono troppo favoriti. Aia, vai Diouf. Ma così vediamo anche quanto distanti siamo in questo momento dalle big della Premier, cerchiamo di capire questo. Comunque una sfiga nei sorteggi, veramente, non poteva andarmi peggio. Ivanovic, Cahill, noi comunque attacchiamo e chi se ne frega, attenzione, ai ai ai, bravo Lisma, Torres recupera gol del Chelsea. Gol del Chelsea. Fernando El Ninius Torres, 1-0. Ragazzi, così non possiamo farci niente, sono più forti, punto. Però cerchiamo di andare fuori con onore, almeno questo, no? Torres ancora, Torres ancora. Ai ai ai, gol, gol. Fuori gioco di Mata, meno male, ma ragazzi stiamo attenti, non voglio la goleada. Dopo 5 minuti potevamo essere già 2-0 per il Chelsea. Michel, scusate. De Bruyne, Kevin, mamma mia, parata di Summer. Purtroppo, no, bello infortunato, ma che puttana di tomare. Mettiamo Luke Murphy. Brutto infortunio per il Leeds. Dai il beffone, dai il beffone. Mamma mia, vai Murphy, vai Murphy, non ce la fa, recupera Mata. Recupera Mata. Mata, bellissimo, recupera Cracker Doria. Addio di testa, ma c'è solo il Chelsea. Mikel, William, Jacob, David Luiz, Mikel, De Bruyne, bellissimo per Mata. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ah, fioi, fioi. Vabbè, ciò chiaramente è durissima, cioè Fiori con una squadra come il Chelsea, è dura. Ocampos, Diouf. Attenzione Doria! Cracker Doria! 1-1! Almeno un gol l'abbiamo fatto a Londra! E che cazzo! 1-1 Doria! Madonna che miracolo. Stiamo calmi, chiaramente. La perdiamo, però stiamo calmi. La perdiamo, ma stiamo calmi. Dai un po' di pressing, dai ragazzi, che magari beh, fare l'impresa sarebbe una cosa no meravigliosa di più. Occhio Torres, Mata, gol di Mata, bellissimo gol del Chelsea. Il Chelsea è superiore, non c'è niente da fare, mi basta almeno scopare. Comunque un gol l'abbiamo fatto e sono contento, dai, così, questa la differenza è questa, occhio, non sarebbe male, insomma, arrivare in Premier con la differenza così tra le big e il Cumendone. 35esimo ragazzi, Ivanovic, il Chelsea è incompleto, controllo purtroppo. Ai ai ai, gol, Fernando Nino Torres, 3-1. 3-1 del Chelsea. C'è un po' di sono un po' demoralizzato. Speravo in un miracolo, ma purtroppo, vabbè, per adesso tutto perfetto, dai. Che due coglioni, però William, mamma mia. Dai, almeno no la goleada, però non merito di andare fuori con una goleada. Oh, ciao William. Amata, scusate, William. Jacob. Mikel, dai, buttala via. Diouf anche, sì, vabbè, però a tutto riesce a loro, dai. Beck. Ocampos, dai un po' di culo, Adley, Ocampos, mettila in mezzo. Bello, ma cagare. Ladley, Murphy, Austin, Ladley! Non ci credo, me l'ha presa all'ultimo campo, bravissimo Beck, di testa nessuno. Il Leeds con il cuore, il Leeds con il cuore. Anche il Chelsea è anche un po' fortunato però, eh. Torres, grande partita. Proprio oggi doveva inventarsela. Dai, dai, che la squadra è carica. Mettiamo Jeremy Boga. Vai, spostiamo la destra che gioca meglio. L'ultimo cambio sarà Timo Werner tra poco.
Dai Cracker Doria, vabbè. 3-1, almeno perdiamo solo di 2 gol di scarto, Fiove scongiuro. David Luis. Luis. Jacob, Mikel. Torres. Bravo Cracker, vai Cracker Doria. Cracker Doria la butta su. Ocampos. E la perdiamo ancora, però Fioi, dai, Torres, Jacob, ai ai ai. Mata, 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 mata. Mikel 4-1. Imbara. Non ci sta proprio questa sconfitta, è proprio che devo perderla di brutto, ma non ci sta proprio secondo me. Stanno segnando tutto quello che gli capita, lo stanno segnando, dai. Ragazzi, però siamo abbastanza indietro rispetto alle big. 4-1 pesanti, siamo solo al 52esimo. Che due coglioni. Dai ragazzi. Dai, almeno un altro gol, Boga. Doria, check para. Dai, pressiamoli, cazzo, almeno un 4-2. William se ne va, William se ne va. No, Mikel da solo. Mamma che miracolo. Beh dai, però mi sembra un po' stracciata, però, sinceramente, che qualsiasi cosa toccano è gol. Dai, vai Boga, Boga la perde, niente da fare, proprio il Chelsea è troppo, troppo, troppo superiore. Mata, Ocampos recupera. C'è frustrazione negli uomini del Comendone. Warner. Ladley, tiro e c'è il gol. Ma dai, me lo dai fuori. Ma vai a fare in culo però. Dai, faccio un Eurogol con Timo e mi dà il fuorigioco. Ma dai. Vai. Pazienza. Vai, Murphy. Timo. Austin. Murphy. Vai, Beck. Ladley. Doria. Liz. Austin. Murphy. Timo per Boga, mamma mia, non c'è neanche sorte. Però l'asse Boga, Werner è incredibile. Boga! Fuori di poco. Almeno ci sta mettendo l'orgoglio, l'orgoglio della grande squadra. Ormai è finita, purtroppo un brutto 4-1. Se va bene così. Dai, almeno un altro golletto, Boga, Ladley. Ancora Boga la mette in mezzo. Gol là, traversa, non ci credo. Traversa scandalosa del Lezza, almeno un altro gol lo meritavamo. Vabbè, Doria sbaglia tutto. No, dai, no, il 4-5-1. William. Cole. Recupera Doria. Summer. E dove cazzo vai per scollare? Bravo, Boga, bello. Bel tiro di Boga. Un tiro di classe di Boga. 20 secondi, siamo fuori dall'FA Cup, comunque fuori con onore ai quarti come in Capital One. Sono molto soddisfatto delle coppe nazionali. Un po' sfortunati nel sorteggio. No, no, il quinto. Dai, fischia. Finita 4-1 per il Chelsea, complimenti a Mourinho, ma il Cume comunque è soddisfatto, alla fine le mie azioni le ho fatte. Sono stati sfortunati e lo condividono, ma com'è? Beh, 16 tiri 17, vaffanbrodo, va. Non meritavo di perdere di 3 gol di scarto comunque. Vai raga, siamo contro il Reading. Purtroppo Nobel è fuori 5 settimane. Andiamo un po' di turnover, nel senso mettiamo Brian a destra che mi si è un po' incazzato che ha giocato poco al posto di Beck, Grimaldo a sinistra per farlo crescere insieme a Boga e... sono un coglione perché mi sono dimenticato in realtà il buon Timo. E a centrocampo... anche mettiamo anche Christopher che ha giocato poco in questo periodo. Beh ragazzi, squadra, insomma un bel po' di riserve, comunque adesso insomma... Ormai cazzo, per carità, Reading che è una buona squadra non in classifica ma dei buoni giocatori, però ormai la promozione è arrivata, quindi siamo no tranquilli. Depiu. Siamo in casa. Vediamo di far crescere ancora questi 17enni pazzi. Peccato per l'FA Cup, ma era chiaro, col Chelsea a Londra non c'era la speranza, cioè purtroppo è così.
Siamo venuti fin qua per vedere segnare come da para pipì pipì pipì. Attenzione, Madonna, per poco arrivava subito il primo gol. Per poco arrivava sto Benedettus, primo gol. Lo stadio però è un po' vuoto, non capisco il perché. Io spero il prossimo anno in Premier di vedere uno stadio bello pieno. Siamo già al 22esimo e ancora praticamente non c'è stata un'azione, molto bene. Tutto rego. Recupera il portiere del Reading. Dai, pressiamoli. Occhio, occhio, mamma mia che portiere, che, sì, che portierone, che paratona che ha fatto Summer. Occhio, bravo, 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 bravo Murphy. Però un Leeds un po' svogliato, un Leeds un po' svogliato perché... Gol, incredibile, Michele Lairtwood. 1-0 Reading. Ho paura che la squadra è un po' mollato, col fatto che ha tantissimi punti di vantaggio. La squadra sta un po' mollando e la cosa non mi piace. Raga, sveglia per cortesia, dai, Brian, Werner, Brian, Boga, Kramer, Grimaldo, Ocampos, Austin, Liz, Austin, Grimaldo, Timo, Werner. 1-1, 5 gol in campionato per un giovane, ragazzi, devastante. Un giovane devastante, questo veramente è un cecchino d'area di rigore, è pazzesco. Williams, Williams, autore del gol, non so, gli innominabili. Attenzione, no, no, gol incredibile, che culo, mamma mia che culo, grande portierone ma grande anche il culo, eh. Un po' tutto culoso. Fine primo tempo, allora, possiamo portare a casa la vittoria. Guarda che sta giocando male, 6,60. Austin è bello stanco. Mettiamo Biondini. E Diouf per Ocampos che non ha fatto una prestazione devastante. Vediamo Diouf cosa combina. Guarda che di merda che stiamo giocando. Gol. Gol del Reading. 1-2-1. Fuori gioco, manco mal che culo. Ti sveglia però, siamo in casa. Io capisco che ormai siamo primi. Però, cioè, non mi piace giocare così. Poi appena prendiamo la promozione, prima passiamo alla seconda stagione perché chiaramente se ho la matematica della promozione vado, cioè, faccio io le partite però non le registro perché ormai è fatta, insomma. Ma ne facciamo l'ultima partita per festeggiare. E vediamo. Murphy, Werner, sbaglia ancora. Leeds, cazzo, sveglia però. Che mal che sembio giocare. Ladley per Kramer che non mi sta piacendo oggi, eh. Mamma mia, per poco arrivava il 2-1. Dai ragazzi, su. Murphy. Timo. Timo vede Boga, l'asse Boga, Werner, Boga! Che cagata di già. Scia, scia, scia. Niente, non riusciamo a sfondare. Non riusciamo a sfondare. Liz. Dai, il gol beffardo alla fine. Dai, il gol beffardo alla fine. Doria. Timo. Per Boga. Ancora Lash. Ancora miracolo. Ma porca di quella porca. Di quella porca. Diouf.
Joe Ladley in fuori gioco, 85esimo. Diouf. Mamma mia, Diouf, tirala un po' meglio quella pazzoide di palla. Dai, dai, però anche i tifosi, però. Cioè, veramente non ho un supporto, sono primi in classifica, stagione strepitosa. No, no il gol, no il gol. Partita comunque complicata col Reading. Forse ho fatto qualche cambio di troppo all'inizio, ho fatto un po' di turnover, però voglio vedere anche le riserve, insomma, come sono, perché... comunque se in Serie A devo fare veramente tanti acquisti, o comunque acquisti mirati e giusti, perché sennò non gaffemo. Aia, vai Ledley, finisce qua 1-1, partita non proprio divertentissima, ma comunque, insomma, dai, un punto comunque prezioso, siamo vicini ormai alla promozione, forse l'abbiamo anche già, adesso non lo so. Però abbiamo 64 punti a 80, va bene, va bene. Vai ragazzi, ultima partita della giornata, siamo Burnley-Leeds. Abbiamo 16 punti di vantaggio con una partita in meno e mancano 12 partite al termine. Quindi comunque ne mancano ancora tante. Siamo ancora titolarissimi a parte Noble. Vai! Siamo al 14, Marzus. Vai, cerchiamo di vincere. Energico. Ok. Offensiva. E andiamo. Barley Leeds al Turf Moor Stadium. Andiamo col titolare, tanto insomma non abbiamo neanche più neanche partite insomma di coppa, quindi possiamo giocare sempre col titolare perché comunque sono giovani, i fiori ci stanno, gli altri insomma 17-18 anni possono anche sbagliare, c'è il gol! Tom Lees, quinta stagionale e si gode. Ottimo inizio per il Leeds United. Dai fioi, dai che voglio la goleada, voglio l'8-0, fio, l'8-0 come indiano. Diouf, Diouf, nessuno la prende. Murphy, Austin, ancora Austin, Diouf, Murphy, Diouf, traversa del Leeds. Austin, Murphy, Diouf, Martins. Oh, Baladao Campos, Lucas Ocampos, 15ª partita stagionale. Buono, buono. Facciamo più punti fuori casa dei bot. Noi vogliamo questa promozione. Noi vogliamo questa promozione. Continuate così, ragazzi. Continuate così. Tra poco facciamo anche un po' di turnover. Mettiamo altri giocatori. Oh, Fiori, non stiamo a parlo. Non stiamo a parlo. Bravissimi, dai che andiamo. Ecco, cagatissima, fuori gioco, manco male. White, Diouf. Austin, c'è il gol! Lucas Ocampos 3-0 Leeds. Il Leeds dei record, ragazzi. È il Leeds dei record. Oh, ce lo stiamo ma va bene, molto molto bene. No! Gol beffardo del Barley, James Keane 3-1 Leeds. Che gol di merda che ho preso. Più 2 per il Leeds, 2 gol di vantaggio. Però gli stadi sono quasi tutti pieni, il mio è proprio vuoto. Non capisco il perché. Oh, sono talmente sicuri di vincere che non ha voglia di sprecare solio, non lo so.
Ocio, no, 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 gol, gol. Ecco, ma perché dobbiamo sul 3-0, 2-0 tante volte caliamo così? Perché? Ho capito che siamo giovani e quindi non abbiamo l'esperienza, però che cazzo? Oh. Il Barney sta giocando adesso, però vai di contropiede, vai di contropiede. No, sti errori, giusto così, ma andate a cagare tutti quanti. È ritornato in corsa il Barney perché siamo deficienti. Siamo deficienti, la cosa purtroppo è un po' troppo ufficiale. Mamma mia, da 3-0 adesso rischiamo il tracollo, 3-2. Come ho fatto l'andata con una squadra che se non ricordo vincevo 3-0, ho fatto 3-3. Austin, Fioi, sveglia. Vai Timo, vai Murphy. Bellissimo, vai Ocampos. Mamma mia, cosa ha fatto Campos? Rete da autentico fuori classe del calcio. 4-2, che partita ragazzi. Contro il Barley. Dio, Boga. Ladley. Timo. Attenzione, c'è il miracolo, ma porca zoccolona. Vai back. Ladley. E c'è il gollazzo di Timo fuori gioco, lo sapevo. Ah, Dio mio. Fallo e invece non me lo dà. E invece non me lo dà, adesso rischiamo di prendere il gol su un fallo che era per noi. Sì, purtroppo abbiamo il problema, c'è il problema, col fatto che siamo tanto in vantaggio, caliamo un po' più del solito, è normale. Poi la squadra ha sto difetto che quando va in vantaggio di 2 o 3 gol si siede. Dato che in premio non possiamo fare ste robe, che gol di Murphy. Signori, che gol di Luke Murphy. 5-2. Veramente una partita senza un senso logique. Bravissimo, ancora Boga per Timo, vai Timo, vai Timo, vai Timo, vai Timo, vai Timo. Austin, non ci credo, poteva essere il 6-2, potevamo chiudere il primo set. No, gol. Ancora James Skin, ma perché dobbiamo prendere sti gol insulsi? 3 gol subiti sono tanti, cazzo, 5-3. Dai, andiamo a casa, va White, Murphy, Austin, Liz. Vai e c'è il fuori. Dai che mancano 3 secondi, 2, 1 è finita, buona vittoria ma troppi errori in difesa, questo sì. Buono ragazzi, anche questo video è andato, siamo sempre più in vantaggio, ormai la promozione è una formalità in sé al primo posto, peccato per l'FA Cup, ma sono conto che il prossimo anno con qualche acquisto possiamo fare benissimo e magari portare a casa almeno la Capital One. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.